Sembra l'altro giorno che ci siamo incontrati per scambiarci gli auguri di un buon Natale. Quest'anno la Quaresima è arrivata in fretta. La Quaresima, il tempo di preparazione alla Pasqua, la festa centrale per i cristiani, il cuore della vita del cristiano. La Quaresima è tempo di preparazione alla celebrazione della Pasqua. Sono 40 giorni che ritmano il lungo cammino del ritorno a Dio, della liberazione sulle orme di Cristo. Sono tre le realtà che dominano la Quaresima: la croce, la penitenza e il battesimo. Anche la comunità scolastica del Barbarigo vuole vivere con intensità questo cammino verso la Pasqua. Lo farà in compagnia di un personaggio speciale, così come è avvenuto anche negli anni precedenti. Se vi ricordate, l'anno scorso abbiamo camminato insieme al beato Pier Giorgio Frassati, l'anno prima in compagnia di Don Lorenzo Milani e prima ancora con un nostro ex allievo, padre Ezechiele Ramin, martire in Brasile. La scelta di quest'anno è stata legata al tema che cercheremo insieme di sviluppare in queste 5 settimane, e il tema è quello della virtù. La virtù è l'abitudine, non una ripetizione meccanica di un comportamento, ma un abito che noi indossiamo per camminare verso il bene. La virtù per il cristiano è ciò che fa davvero la differenza, perché la virtù non è semplicemente qualcosa di conquistato una volta per tutte, ma è anzitutto dono dello spirito del risorto. La virtù è ciò a cui ti alleni per tutta la vita, perché il bene abiti sempre in te. Ad accompagnarci allora sarà Rosario Livatino, un giovane magistrato chiamato il giudice ragazzino. Rosario, nato intorno agli anni 50 in Sicilia, ha coltivato in grembo alla sua famiglia, nella sua scuola, nel suo impegno parrocchiale e poi nell'impegno di studio all'università la passione per la giustizia, alimentando alla luce della parola di Dio la sua fede. Rosario, diventato magistrato giovanissimo a 26 anni, lotta con tutte le sue forze contro la mafia e contro il sistema di corruzione che scopre presente in molti ambiti della sua regione, finché un giorno, proprio il giorno del suo compleanno, viene ucciso dalla mafia e dona fino in fondo la sua vita per rispettare quei valori profondi trasmessigli dai genitori, dai suoi insegnanti. Rosario viene proclamato da Giovanni Paolo II nel 1993 testimone di fede e di giustizia, martire potremmo dire, ed indicato a tutti i giovani siciliani come modello da imitare, esempio da seguire. Rosario è un ragazzo come tanti di voi. Anche lui ha frequentato la scuola, si è impegnato, ha cercato di dare il meglio di sé in tutte le occasioni. È cresciuto nella virtù della giustizia, nella virtù della temperanza, nella virtù della fortezza, nella virtù della prudenza. E proprio dare il meglio di sé è stato il fine della sua breve ma intensa esistenza. Lo ha fatto lavorando con intensità, con senso del dovere, impegnandosi fino in fondo. E così cercheremo insieme a lui di capire queste virtù. Che cos'è virtù? Lo faremo attraverso anche questo piccolo segno che sarà consegnato a ciascuno di voi ogni lunedì mattina. Dentro troverete una brevissima spiegazione della virtù su cui riflettiamo in questa settimana. Un'immagine tratta dalla Cappella degli Scrovegni, perché Giotto ha rappresentato proprio negli angoli della cappella le 4 virtù cardinali e, forse la cosa più importante, 3 proposte di impegno, impegni semplici ma che ci aiutano a concretizzare che cos'è la virtù. Come dicevo, 3 realtà dominano la Quaresima: la croce, la penitenza e il battesimo. Vorrei dirvi qualcosa sulla croce di Gesù
partendo da un racconto che ho trovato in un libro di memorie, una storia che mi ha colpito molto e che credo ci aiuterà a scoprire anche per noi sul nostro cammino di vita che cosa significa la croce di Cristo. È l'inverno di guerra del 1917. 2 giovani ufficiali, uno ebreo e uno cristiano, ispezionano la linea del fronte. Malgrado nevichi, si incamminano cauti lungo il filo spinato che segna il percorso. Davanti a loro vedono un crocifisso semisepolto dalla neve, e l'ebreo dice al compagno cristiano: vedi, sta scomparendo, seppellito sotto la neve, anche il vostro Cristo. Non si parlerà più di lui dopo la guerra. Un morto tanti secoli fa finisce da sé. Il cristiano non sa che cosa rispondere. Continuano a camminare nella neve sempre più fitta, in mezzo alla bufera. Gli spari diventano sempre più continui, hanno paura, non sanno come ritrovare la via del ritorno. Si ricordano allora di quella croce semisepolta dalla neve e si mettono a cercarla. Ad un tratto la scorgono ancora, lì dove era prima. E allora il cristiano trova le parole per rispondere all'amico, al compagno ebreo, e dice: vedi, la bufera non l'ha seppellito, non ha seppellito Cristo, ma ha permesso di scoprirlo ancora di più. È Lui che guida il nostro cammino, è Lui che ci fa trovare la rotta giusta per tornare a casa. Buon cammino di Quaresima a tutti voi.